Buon lunedì, buon inizio di settimana. Il TG di prima edizione di Antena 3 Nord-Est parte con diverse notizie di cronaca e per la cronaca partiamo subito con Conegliano, dove per noi ci sono Barry Mason e Nicola Marcato ormai da questa mattina per seguire quanto accaduto. Pare che una donna sia stata uccisa, sotto torchio il figlio. Allora andiamo subito a collegarci con Barry Mason da Conegliano. Barry, buongiorno. Eccoci. Buongiorno Anna, buongiorno. Sì, effettivamente c'è una situazione molto chiara qui di tutto quello che è successo. Già questa mattina presto i vicini avevano sentito urlare, avevano sentito delle situazioni non nuove, ma questa volta non si pensava a un tragico epilogo. Maria Luisa Bazzo, la mamma, 87enne, insomma, si è ritrovata, l'hanno ritrovata uccisa dal figlio Ippolito Zande Giacomo. Hanno sentito urlare già alle 8, dicevano i vicini una tragedia annunciata, un figlio problematico in cura ai servizi sociali, che spesso anche in preda ai fumi dell'alcol aveva degli atteggiamenti particolari. I vicini erano spesso preoccupati di quello che succedeva, anche se con le persone che abitano in questo condominio che vedete inquadrato non c'erano particolari litigi, anzi dicevano che con i vicini era abbastanza cordiale, spesso dava una mano, si parlavano anche delle piante, delle cose del condominio. Aveva però perso il papà da 2 mesi fa appena era morto il padre ultra novantenne, ma questo non lo aveva particolarmente turbato. Un caso difficile, dicevano i vicini, anche per i servizi sociali che facevano molta fatica a curarlo. Quando prendeva le medicine lui si sentiva particolarmente bene, in forma, ed era una persona molto cordiale. Quando invece non prendeva le medicine, a sentire i vicini diventava irascibile, diventava violento, e spesso gli giravano alla larga. Dicevano sempre i vicini di casa, che abbiamo sentito questa mattina, che si sarebbe potuto fare molto di più, chiamando subito i carabinieri già alle 8, quando si sentivano le prime urla, le prime grida. Forse avrebbero salvato la signora, una signora molto accudiente nei confronti di un figlio 60enne, faceva un po' la mamma, faceva troppo la mamma, dicevano, forse è stato questo che lo ha mandato un po' fuori dai gangheri, e a un certo punto non ci ha più visto, gli diceva di andare a letto presto, gli diceva tante cose che poi insomma saranno da valutare. Naturalmente queste sono le cose che riportano le persone che ben lo conoscevano e che stavano vicino, che abitavano qui, anche se nella palazzina di fronte non hanno sentito e visto praticamente nulla di quello che è successo oggi. Ci sono i carabinieri, come potete vedere, insomma siamo lì che stiamo aspettando tutto quello che riusciamo a capire, ma è tutto molto chiaro quello che è successo oggi al vaglio degli inquirenti. Sembra che comunque si arriverà presto alla soluzione di questo caso. Barry, grazie. Dove si trova in questo momento il figlio? È in ospedale, in caserma? Il figlio è stato portato via dai carabinieri questa mattina. I carabinieri sono entrati, è stato lui stesso tra l'altro a chiamare i carabinieri, a dire che aveva ucciso la madre. Ha detto ho fatto questo. Sono arrivati i carabinieri, hanno cercato di entrare, hanno fatto molta fatica a entrare perché all'inizio lui non voleva aprire, poi c'è stata una colluttazione, lo hanno arrestato e lo hanno portato via. Non ci hanno ancora detto dove, però. Grazie Barry, grazie a Nicola Marcato che è lì con te sul posto. Ovviamente se ci saranno ulteriori aggiornamenti non esitare a ricontattarci, a chiedere la linea. Arrivederci. Barry Mason, Nicola Marcato. Lo avete sentito, una donna sgozzata, uccisa presumibilmente dal figlio, reo confesso. Siamo nel Coneglianese. C'è un'altra notizia di cronaca che ci porta lungo il passante di Mestre, tra gli svincoli di Preganziola e Martellago. La fotografia è quella dei Vigili del Fuoco, la potete vedere in questa immagine. Ai confini tra le province di Treviso e Venezia i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la carreggiata in direzione Milano per l'incendio di un camion bisarca carico di 8 autovetture che sono andate bruciate insieme al mezzo illeso. L'autista che è sceso dall'abitacolo in tempo per evitare conseguenze. C'è stato anche un altro incidente questa mattina, ma ve lo faremo vedere più tardi perché abbiamo collegato per noi da Bruxelles Angelo Facchin, vicepresidente della Coldiretti di Treviso. L'abbiamo intercettato mentre si trova in autobus. Buongiorno Angelo. Sì, buongiorno Anna. Ecco, buongiorno. approfittiamo. Mi sentite?
Sì, ti sentiamo, approfittiamo di questi 5 minuti di linea buona per interrogarti. Ti abbiamo contattato per capire dalla voce di Coldiretti che cos'è esattamente la sicurezza alimentare. Il nuovo Ministero dell'Agricoltura ha assunto anche questa denominazione. Allora, che cosa significa e che cosa cambierà? Cosa deve cambiare con la denominazione di sicurezza alimentare? Ma sicurezza alimentare e anche sovranità alimentare, questo è quello che di nuovo c'è. Sarà assolutamente un qualcosa che Coldiretti ha sempre ed ha sempre cercato: valorizzare le piccole produzioni, valorizzare le tipologie e i nostri prodotti tipici. Queste sono le cose con quale Coldiretti ha sempre rappresentato nel territorio tutte queste piccole denominazioni che ci fanno importanti in tutto il mondo. Sicurezza alimentare diventa perché noi siamo quello che mangiamo, diceva Ernest Hemingway, no? E questa è una cosa sicuramente importante: riuscire a mangiare bene per stare bene, e questo lo si riesce a fare se assistiamo bene le nostre aziende, anche se sono piccole, soprattutto perché danno prodotti tipici, prodotti a chilometro zero, e questo sarà sicuramente una battaglia da portare avanti. Ale, come mai è indicativo che un governo di destra abbia scelto di cambiare denominazione? Cioè, qual è la correlazione tra questo nuovo governo e il fatto che per la prima volta si inizia a parlare di sovranità alimentare? Anche dal punto di vista legislativo, secondo lei, di che cosa ci sarebbe bisogno per far valere questi valori di cui lei ci ha appena parlato? Ma sicuramente dobbiamo cercare di cambiare un po' quello che è il modo di porsi verso le aziende. Dobbiamo cercare di assistere in modo particolare le aziende più piccole, che sono quelle che hanno più bisogno e molte volte non riescono ad arrivare nel mercato nel modo giusto, perché magari non hanno i mezzi, non hanno le possibilità economiche. E il nuovo governo è significativo che abbia cercato di cambiare un po' rotta in questo senso, perché comunque sovranità alimentare è nata tanti anni fa e ogni anno ci sono sempre nuovi paesi che entrano in quest'ottica. È una missione importante di questi giorni, proprio che un prodotto nostro tipico, importantissimo, il Prosecco, è stato riconosciuto in modo esclusivo in Nuova Zelanda, dove verrà commercializzato per soli 5 anni, e anche in Brasile, dove lo si poteva fare. Si è raggiunto l'accordo per metterlo al bando entro 10 anni. Ecco, queste sono le battaglie che dobbiamo portare avanti: salvaguardare il Made in Italy, salvaguardare le nostre produzioni locali, e questo va in sinergia con quello che è lo spirito di Coldiretti. Allora, ci saranno, immagino, delle tappe. Coldiretti l'ha sempre promosso, come ha detto lei, ed è un momento in cui Coldiretti si ritrova nuovamente a parlare di siccità e a parlare di culture che sono in difficoltà. Abbiamo avuto un ottobre molto caldo e non v'è stata una goccia di pioggia. Com'è la situazione, Angelo? Ma la situazione è sicuramente importante, perché abbiamo grossi problemi nelle semine autunno-vernine. Non essendoci acqua, tutte le semine che si fanno in questo periodo fanno fatica a attecchire. Oltre a questo abbiamo anche temperature molto alte che stanno disorientando un po' il sistema vegetativo e la fisiologia delle piante, perché le piante molte volte in questo periodo erano senza foglie o sono quasi senza foglie, e se il tempo di latenza senza foglie sarà troppo lungo, si potrebbe reinnescare un nuovo germogliamento. Questo sarebbe sicuramente molto pericoloso per diverse piante, per le quali anche la vite, insomma, in primis. Oltre a questo, tutto il discorso delle piante, degli ortaggi, da radiche rosse di Treviso a quant'altro, che con queste temperature è difficile riuscire a avere un prodotto valido, insomma. Senta, lei si trova a Bruxelles, per quale motivo esattamente, Angelo? Ma noi siamo in delegazione con tutto il Consiglio provinciale, siamo in visita all'Europarlamento, proprio perché sempre di più la politica agricola si fa qui a Bruxelles, quindi Coldiretti ha il suo ufficio presso l'Europarlamento, quindi la nostra visita è per proprio parlare dei problemi che abbiamo tutti i giorni nel nostro mondo.
Insomma, possiamo dire che Coldiretti è contenta, insomma, di questo anche cambio di passo, no? Nella gestione del Dicastero dell'Agricoltura. Ma sicuramente è un passo importante, è un passo che va nel verso giusto. È ovvio che però queste cose non si vedono subito, ma dobbiamo vederle un po' più avanti, quando vedremo i primi passi che muoverà il nuovo governo. Sicuramente è un buon inizio, ecco, possiamo dire così, sicuramente un buon inizio. Partiamo da qui, allora, insomma, buona visita ovviamente anche a voi che rappresentate il mondo dell'agricoltura in Europa. Grazie Angelo Facchin per essere stato con noi. Grazie a lei, Anna. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Buona giornata, buona trasmissione. Arrivederci, ecco, siamo riusciti a raggiungerlo proprio nel spostamento in pullman alla sede. Avete sentito insomma quali sono gli impegni. Adesso proprio per parlare di governo intanto lanciamo subito il sondaggio di Ring di questa sera. Ring torna alle 21:15, ovviamente è il governo a fare da protagonista nel sondaggio di oggi. È nato il governo Meloni, vi piace? Una domanda semplice, secca, a cui vi chiediamo di rispondere con un sì attraverso una telefonata allo 0422 16 26 691, con un no allo 0422 16 26 690. Vi ricordo che la chiamata è completamente gratuita e se sentite occupato vuol dire che il vostro voto è stato comunque registrato all'esito del sondaggio questa sera nel corso della puntata. E gli ospiti di Ferdinando Avarino saranno Marco De Blasis del Movimento 5 Stelle, Fabio Chies, sindaco di Conegliano, Luciano Sandonà, Lega, Enoc Soranzo per Fratelli d'Italia, poi ci sarà l'onorevole Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. Nella seconda parte invece ospite Arturo Lorenzoni, docente di Economia dell'Energia. E tra pochissimo di nuovo governo parleremo. Ieri abbiamo fatto anche un servizio perché c'è stato il primo Consiglio dei Ministri, tra poco ve lo faremo vedere. Siamo in attesa di ospitare qui diversi politici per far partire un breve dibattito, ma intanto continuiamo con la cronaca. C'è stato un incidente mortale a Belluno, la vittima è un giovanissimo trevigiano, ha cercato con la sua auto di evitare un cervo che stava attraversando, l'auto si è capottata. Purtroppo per il trevigiano non c'è stato nulla da fare. Andiamo a vedere il servizio. Avrebbe compiuto 22 anni il prossimo 23 novembre Alessandro Tabacu di Codognè nel Trevigiano, un giovane carico di sogni dalle capacità eccelse riconosciute da Luxottica che da 8 mesi l'aveva assunto nella sua direzione amministrativa ad Agordo, ma in ufficio questa mattina non ci è arrivato. Alessandro è morto nello schianto della sua auto accaduto alle 5:30 all'altezza del villaggio Enel in località La Stanga lungo la 203 a Gordina. L'Opel Corsa sulla quale il giovane viaggiava verso il posto di lavoro si è schiantata contro la ringhiera di una casa. L'impatto violento l'ha fatta carambolare sul prato che costeggia la strada. Inutili i soccorsi chiamati da 2 automobilisti che precedevano l'utilitaria del 21enne. Ai sanitari del SUAM non è rimasto che constatare la morte sul colpo di Alessandro Tabacu. Ad originare la tragedia, secondo quanto hanno riferito i testimoni, la manovra tentata dal giovane che ha sterzato per evitare di investire un cervo sbucato d'improvviso in una zona che è tristemente nota per l'attraversamento di animali selvatici. I pompieri arrivati da Agordo hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la salma del 21enne che è stata ricomposta e trasferita all'obitorio del San Martino. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polstrada di Belluno. Alessandro Tabacu era fresco di laurea in economia aziendale conseguita all'Università Ca' Foscari di Venezia dopo aver frequentato il liceo Marconi a Conegliano. Un curriculum brillante quello del 21enne che vantava solide esperienze maturate all'estero. Nella sua pagina di LinkedIn di sé scriveva: alla ricerca di persone uniche e rinnovate occasioni per elevarmi intellettualmente. Il faro della sua vita è un pensiero di Martin Luther King, racchiuso nella copertina del profilo. Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in un mondo fantastico. Quel mondo adorato stamattina gli ha chiuso le porte in faccia, consegnando la sua giovane vita a una sorte infausta. Alle 7 di questa mattina invece i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fausta. Siamo a Cavallino Treporti per una fuoriuscita di un furgone che trasportava pane, finito rovesciato in un fossato contro una ringhiera. Ferito il conducente, i pompieri arrivati da Jesolo e da Mestre con l'autogru hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto l'autista che è stato preso in cura dal personale sanitario del 118 per essere trasferito all'ospedale. C'è stato anche un autobus della MOM che ha preso fuoco, siamo
a paese, quindi nel Trevigiano questa mattina intorno alle 8:10 l'autista si è accorto del fumo attraverso lo specchietto, è riuscito a vederlo, è riuscito a fermare il mezzo e far uscire i passeggeri, quindi non c'è stato alcun danno e stanno ovviamente tutti bene, ma è ovviamente una situazione che ha messo in allarme in tanti e ha creato anche notevoli disagi alla circolazione. Apriamo un'altra pagina ora, è stata l'apertura del telegiornale di ieri perché sono decine i progetti finanziati dai comuni della Marca Trevigiana che sono saltati, ma peraltro ve ne sono tantissimi anche in tutto il Veneto, progetti che i comuni veneti volevano finanziati attraverso il PNRR e hanno partecipato così al bando, ma tutti i fondi sono stati destinati al sud. Palpabile la rabbia di tanti primi cittadini che hanno speso tempo e risorse, noi li abbiamo intervistati. Siamo stati esclusi, ma non solo noi, tutti i comuni del Veneto, e quelli che sono stati finanziati dalle Marche in giù. È furioso il sindaco di Fara di Soligo ed è in buona compagnia. Tutti i comuni del Veneto e del Nord Italia sono stati esclusi dal bando per la rigenerazione urbana finanziato dal PNRR per i comuni sotto i 15.000 abitanti. Centinaia in Veneto, decine nella Marca, i progetti che dovevano migliorare la qualità e i servizi ai cittadini e che sono destinati a rimanere nel cassetto. Noi avevamo fatto un progetto insieme con il comune di San Pietro di Feretto e di Refrontolo per un totale di 5 milioni di euro. Abbiamo lavorato mesi assieme per mettere insieme questa progettazione e oggi veniamo di nuovo esclusi. È veramente una presa in giro e uno schiaffo al nord. Rabbia ed amarezza in tutta la provincia, a prescindere dal colore politico dell'amministrazione. San Biagio e Silea avevano presentato un progetto per la mobilità sostenibile. Una pista ciclopedonale che oltrepassa l'autostrada e che collega Olmi con Silea e successivamente con Treviso. Sospira pensando al progetto escluso la sindaca di Ponte di Piave. Un vecchio cinema sostanzialmente che poteva addivenire ad un luogo collegato alla collettività. Dall'altra parte invece tutto un tratto di pista che collegava più comuni insieme, sulla quale insomma avremmo messo insieme due territori ben complementari, e quindi sia il fiume Piave che il fiume Livenza. Inaccettabile, sottolineano i sindaci, il criterio dell'indice della vulnerabilità sociale e materiale che premia i comuni del sud e finisce per creare una discriminazione al contrario. Di graduatoria imbarazzante parla la sindaca di Silea. Io invito seriamente il nuovo governo a una revisione dei criteri e, se questa non fosse possibile, comunque impegnarsi a finanziare tutta la graduatoria. La chat dei sindaci dell'Anci è bollente. Un bando partito male e finito peggio per il sindaco di Spresiano. Sono arrabbiato proprio per il modus operandi che, nonostante ci facciano credere che qui al nord abbiamo pari dignità, in realtà non è mica così. E quindi sì, io tra l'altro, guarda, ve lo dico proprio chiaro e tondo, noi abbiamo addirittura rinunciato a partecipare. La richiesta unanime al governo è di rivedere i criteri almeno per il 2023. Lo Stato deve fare una ripartizione di quelle che sono le risorse in modo equo, non dimenticarsi completamente del nord. Se noi siamo virtuosi è un bene, non dobbiamo essere penalizzati. Di penalizzazione parla anche la Liga Veneta alla luce del fatto che il nuovo governo è composto da ministri della Lega, ma non rappresentanza del Veneto, ma più che altro la Lega Lombarda. Abbiamo ascoltato Fulvio Petenai, poi parla anche Alberto Villanova. Il suono della campanella che sancisce una nuova epoca. Il governo è pronto e già al lavoro con il primo Consiglio dei Ministri. Un appuntamento al quale proprio il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva detto sarebbe arrivato portando il tema dell'autonomia. Appuntamento che, ironia della sorte, arriva a 24 ore dalla manifestazione della Lega a Bassano del Grappa, a 5 anni dal referendum. Lega che dopo la debacle del voto dovrà mandare giù un altro boccone amaro. La Lega è stata assolutamente esclusa. Su 5 ministri, 5 sono lombardi e questo stride assolutamente non poco nella nostra realtà. Con lo stile che l'ha sempre contraddistinto, il passionario Fulvio Petenà non nasconde la delusione. I mal di pancia della base, dice, si stanno facendo sentire. Bisogna dirlo, chi ha scelto e chi ha fatto le liste, chi ha fatto i nomi, si assumerà le responsabilità, perché è ora di finirla. Adesso vediamo quello che è l'argomento cardine del nostro essere, del nostro vivere, l'autonomia. Se a giro di poco tempo non viene preso questo
chiamiamolo comandamento, questa Bibbia per noi, e sicuramente ci saranno delle conseguenze. Leggere che il primo argomento sarà il ponte di Messina, a noi della Liga o del Veneto non ne frega assolutamente nulla. Più moderato il consigliere trevigiano Villanova. Sicuramente saremmo stati più felici se ci fosse stato qualche ministro veneto. Detto questo, però, auguriamo buon lavoro al governo Meloni, coscienti del fatto che adesso la gente ha bisogno di risposte concrete e veloci. C'è una crisi che avanza e che preoccupa molto, soprattutto per quello che riguarda le famiglie e le imprese, e abbiamo il tema dell'autonomia che aspettiamo da 5 anni, dove i veneti hanno votato un referendum e si attendono anche lì risposte veloci e concrete. E mentre iniziano a circolare i primi nomi in pool per la segreteria trevigiana, Dussin, Paolin, Barbisan, l'auspicio è che chiunque esso sia riesca a ricomporre le fila riappropriandosi del timone della Lega Veneta. Siamo 2 anni che ognuno di noi la pensa e la fa come vuole e la interpreta in maniera magari alle volte positiva, alle volte negativa. E di questo e molto altro parleremo tra pochissimo dopo la pubblicità. Io vedo già collegati Alberto Villanova, che abbiamo appena ascoltato, consigliere regionale Lega. Buongiorno Alberto, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Eccoci, poi c'è Sara Moretto, grazie, Italia Viva. Sara, buongiorno, grazie per essersi collegata. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti. Stiamo attendendo Lucas Pavanetto, consigliere regionale Fratelli d'Italia. Doveva essere con noi Luca De Carlo, ma ha avuto un impegno e ci ha girato il consigliere regionale, che attendiamo con noi. Intanto mando la pubblicità e poi partiamo con il dibattito politico. A tra poco. Eccoci, ben ritrovati, prima edizione, buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti voi. È arrivato il video realizzato dai Vigili del Fuoco di Treviso. Vi ho anticipato diversi minuti fa che c'è stato un autobus che stava andando a fuoco con dei passeggeri a bordo. Eccolo qua, adesso siamo in grado di farvelo vedere in mattinata. L'autista si è accorto che stava uscendo del fumo, è riuscito a fermare il mezzo che appunto stava portando dei passeggeri. È un autobus di linea della MOM, siamo nel comune di Paese davanti al negozio di moda Tubia, e è riuscito a far scendere i passeggeri. Dunque sono tutti illesi, stanno tutti bene. Queste sono le immagini di quanto accaduto questa mattina. Riprendiamo invece le fila del nostro dibattito politico. Saluto nuovamente i nostri ospiti. Siamo con Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega. Buongiorno Alberto nuovamente. Buongiorno. Eccoci, l'onorevole Sara Moretto per Italia Viva. Buongiorno, buongiorno Sara. Siamo in attesa di collegarci anche con Lucas Pavanetto, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Allora Villanova, io parto da lei perché l'ultimo servizio che abbiamo visto portava anche le sue dichiarazioni legate alla formazione di questo governo, in cui la Lega Veneta non è rappresentata. I ministri della Lega sono tutti lombardi. Lei ha detto dispiace, però ha anche detto io auguro buon lavoro a questo governo, che comunque è un governo che si trova ad avere a che fare con emergenze importanti. Le chiedo però anche questo, perché Salvini aveva detto che nel primo Consiglio dei Ministri avrebbe subito portato la causa dell'autonomia. Le risulta che sia stato fatto ieri? Non mi risulta, anche perché questo era un consiglio dei ministri di insediamento, dal punto di vista formale, dove sono stati nominati i vicepresidenti e il sottosegretario delegato ai rapporti con il Parlamento. Quindi immagino che non fosse questo il primo vero consiglio dei ministri dove è operativo, mettiamola così. Dopodiché tutti quanti speriamo che effettivamente, se non nel primo, nei primi consigli dei ministri, il tema dell'autonomia arrivi nell'agenda di questo nuovo governo Meloni. Per quello che riguarda la presenza di ministri veneti della Lega, sicuramente, come dicevo nel vostro servizio, l'assenza di ministri veneti è qualcosa che a noi sicuramente non fa piacere, usando un eufemismo. È una questione che riguarda ovviamente l'interno del nostro partito, e spero se ne parli in uno dei prossimi, se verrà convocato un direttivo regionale. Però è anche vero che adesso il governo è in carica, è un governo operativo che deve far fronte a quelle che sono le richieste dei nostri cittadini. Penso che ai nostri concittadini interessino poco le dinamiche interne del partito, ma interessi più che il governo si muova rapidamente per andare ad intervenire sui temi importanti, soprattutto per quello che riguarda i costi delle bollette, che sono oltre ogni limite accettabile, e quindi le crisi che riguarda famiglie e imprese, crisi che si sta riversando anche nel mondo del lavoro. Vediamo anche quelle che sono le statistiche che riguardano proprio i nuovi impieghi che stanno diminuendo, si sta riducendo l'offerta di lavoro, e questo sinceramente sono dei temi in cui il governo deve intervenire rapidamente. Per quello che riguarda l'autonomia,
Noi veneti sicuramente abbiamo una sensibilità particolare su questo tema e aver avuto un ministro veneto della Lega in Consiglio dei Ministri avrebbe potuto portare comunque quelle che sono le nostre sensibilità. Adesso confidiamo comunque nel ministro Calderoli, che sicuramente conosce bene il tema dell'autonomia e del federalismo, per comunque portare avanti questo tema sicuramente fondamentale per la nostra regione. 7 ministeri cari alla Lega, sicuramente quello dell'agricoltura, poi ovviamente quello delle politiche economiche. Abbiamo sentito prima parlare Facchino della Coldiretti, della sovranità alimentare. Le piace questa definizione? Come tutte le definizioni, diciamo che sicuramente attira l'attenzione, mettiamola così. Dopodiché bisognerà vedere come si muoverà il ministro e prima di tutto sono le azioni che serviranno adesso, perché è finito il periodo ovviamente della campagna elettorale, e lo dico a me stesso perché faccio parte anch'io di questa compagine di centrodestra. Adesso è il momento di dare risposte concrete e rapide ai cittadini, quindi sicuramente vanno bene i nomi, vanno bene i nomi dei ministeri che sono stati dati, sicuramente sono di impatto. Adesso però bisogna concretizzare e far arrivare le politiche sul territorio, cioè tramutare quello che sono stati gli slogan di campagna elettorale e farle diventare azioni concrete di un governo che ha un'ampia maggioranza, un ampio sostegno da parte del Paese, e quindi a tutto quello che serve per portare avanti le azioni che servono agli italiani. Questo deve essere secondo me l'obiettivo principale di questo governo Meloni. Onorevole Moretto, c'è da dire che insomma il governo ha fatto presto, il momento in cui non bisogna perdere tempo è stato di parola. Posso chiederle un suo primo parere a caldo sulla formazione di governo, su questi nuovi ministeri, sovranità alimentare, Ministero del Merito? Beh, diciamo in questo momento il giudizio rischierebbe di essere molto superficiale, magari sulle persone piuttosto che sulle azioni, quindi io davvero mi riservo con la massima oggettività di valutare questo governo dalle sue prime azioni, dalle sue prime scelte. Stando a guardare la formazione dei ministeri, devo dire che sicuramente nelle etichette date ad alcuni ministeri, mi riferisco per esempio anche al Ministero del Mare, che era una delle richieste che in campagna elettorale avevo ricevuto anch'io da diverse associazioni, sono etichette che corrispondono alle richieste del mondo associativo, del mondo di chi lavora. Bisognerà poi vedere se a queste etichette corrisponderà anche un'azione e delle scelte concrete. Il fatto per esempio che il Ministero del Mare sia un ministero senza portafoglio la dice tutta sulla poi reale capacità di dare quelle risposte che le associazioni chiedevano. Quindi io davvero, siccome penso che in questo momento, proprio per i problemi che citava lo stesso Villanova ma che tutti conosciamo, c'è bisogno di un governo operativo e che si assuma al più presto la responsabilità di agire in campo energetico prima di tutto, ma economico più in generale. Tutti ci auguriamo che questo governo faccia bene, perché saremmo insomma tireremmo insomma la zappa sui piedi. Però da questo punto di vista credo che ci sarà qualche difficoltà, lo dimostra il fatto che l'insoddisfazione rispetto a questo governo arrivi direttamente da alcune forze politiche di maggioranza. Questo insomma non mi fa stare molto tranquilla sulla stabilità che avrà questo governo. Che tipo di opposizione sarà la vostra? Tra l'altro in questi giorni si discute di quale sarà proprio anche il posizionamento di Italia Viva, che insomma potrebbe essere tirata da più parti per la giacchetta. Ma che tipo di opposizione sarà? Dove vi posizionate nello scacchiere? Su questo siamo stati chiari, lo ha dichiarato anche lo stesso Calenda alle consultazioni con il Presidente della Repubblica. Noi vogliamo fare un'opposizione molto seria e responsabile. Abbiamo consegnato da subito sia alla maggioranza che al resto dell'opposizione alcune proposte sull'energia. Ovviamente non pretendiamo che siano queste stesse le azioni che farà il governo, ma chiediamo che ci sia una valutazione su queste proposte. Intendiamo quindi procedere passo passo senza un pregiudizio rispetto al governo, ma incalzandolo su quelle che sono le richieste che riceviamo e che arrivano dalle imprese, dalle famiglie in questo momento di difficoltà. Quindi non vogliamo cadere in un'opposizione che ci pare invece voglia essere quella fatta da altri, insomma molto ideologica e molto pregiudiziale, ma un'opposizione molto seria. Faccio presente, visto che prima si parlava molto anche di autonomia, come è giusto che sia in una terra come la nostra,
anche su questo io credo che noi staremo a guardare, ma ovviamente con la volontà di collaborare, ma con la massima serietà, perché non devo ricordare io a Villanova che un ministro veneto all'autonomia c'è già stato. È stato proprio in questa legislatura e il risultato non si è ottenuto. Quindi da questo punto di vista stiamo attenti alle etichette e alle, alle figure così astratte, ma andiamo a guardare i risultati, quindi vedremo se effettivamente, come c'è stato l'impegno su questo tema, si faranno dei passi avanti al di là del nome del ministero o di chi lo guidi. Allora, c'è Villanova Calderoli che insomma, sarà sicuramente capace di portare avanti la causa dell'autonomia e il tema legato alla legge quadro piuttosto che alle 23 materie, secondo lei che fine fa? Cioè come potrà essere portato avanti? Voi avete tenuto molto salda, no? La vostra riforma così per come è stata presentata, quindi non volete rinunciare alle 23 materie. Tra l'altro abbiamo anche proprio fatto vedere un servizio di tutti quei comuni che sono rimasti a bocca asciutta e che avevano presentato dei piani tra palestre, piste ciclabili, insomma degli interventi finanziati e questi soldi sono andati al sud. Quale potrebbe essere secondo lei anche una modalità per far tornare e riuscire a finanziare questi progetti che comunque sono stati un investimento per questi comuni? Ma guardi, la questione dei bandi sulla rigenerazione urbana del PNRR che abbiamo visto in questi giorni, dove sono stati completamente esclusi i comuni veneti, è qualcosa che è già visto. Si è già visto qualche mese fa con il primo bando, dove nella prima stesura erano stati esclusi praticamente tutti i comuni del nord Italia, con fiumi di denaro che andavano esclusivamente al sud. Ci sono state proteste da parte dell'ANCI, abbiamo fatto una protesta anche noi in consiglio regionale, abbiamo fatto una votazione su una mozione proprio per andare contro, dopodiché il governo ha ricalibrato quello che è stato questo bando e sono arrivati dei fondi anche al nord. Però grida vendetta questo tipo di impostazione dei bandi sul PNRR, perché noi sappiamo che già un 40% dei fondi sono destinati in maniera privilegiata al sud. E sul restante 60% i comuni del sud possono comunque partecipare a questi bandi, quindi si va a finire con circa un 60% di fondi che vanno al sud. Se ci aggiungiamo anche dei bandi che sono fatti su misura per i comuni del meridione, allora capiamo bene che questi sono dei bandi completamente squilibrati. Dal punto di vista dell'autonomia, la nostra richiesta delle 23 materie non è un qualcosa che ci siamo sognati o che si è sognato il Presidente Zaia, c'è scritto in Costituzione e noi pretendiamo che venga rispettato quello che è il dettame della Costituzione. Non stiamo chiedendo niente di più. Dopodiché si vuole aggiungere un passaggio, come si è fatto in questi anni, cioè partire da una legge quadro che va a far intervenire il Parlamento in maniera, prima che ci sia un accordo tra il governo e la regione. Si faccia pure questa legge quadro, si vuole procedere in maniera in modo da vedere alcuni temi prima degli altri, cioè si possono studiare tutti i metodi che si vogliono, però quando io sento dire che la nostra richiesta è una richiesta secessionista, come ha fatto Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna, tra l'altro anche lui ha chiesto alcune forme di autonomia, io sinceramente non so se è perché Bonaccini si sta avvicinando alla segreteria del PD e quindi quando iniziano ad avvicinarsi a queste elezioni interne iniziano a sparare boiate, o sinceramente non riesco a capire se la nostra Costituzione a questo punto è secessionista, una Costituzione che tra l'altro, una parte di Costituzione che non abbiamo scritto noi ma che aveva scritto il PD all'epoca, intorno al 2000 con la riforma del titolo quinto. Noi abbiamo semplicemente chiesto per la nostra regione quello che prevede la Costituzione e su questo non capisco perché dovremmo limitarci a chiedere 7 materie come chiedono i consiglieri regionali del PD. Sinceramente lo trovo qualcosa che va contro gli interessi della nostra regione. Noi continueremo questa battaglia, sono passati 5 anni dal referendum, 5 anni lunghissimi, capisco che i veneti siano stufi, ma anche perché la strategia del resto del paese nei nostri confronti è proprio quella di farci stufare, ma su questo noi non molleremo di un centimetro perché è una battaglia sacrosanta del territorio, sicuramente non è una battaglia della Lega ma è una battaglia del territorio veneto. Moretto, la questione è legata ai fondi del PNRR, insomma è stato sotto gli occhi di tutti questo meccanismo per cui poi dei progetti che sono stati accettati e quindi ammessi a partecipare sono stati scalzati per il criterio di vulnerabilità. È un criterio che di fatto ha messo in prima linea
i comuni delle regioni del sud, scatenando la rabbia dei sindaci del Veneto, ma insomma non credo solo del Veneto, anche di altre regioni più virtuose, che hanno detto fare i primi della classe non paga. Cosa ne pensa? Di questa questione ci eravamo già occupati durante, diciamo, la legislatura che si è appena conclusa, tant'è che infatti in maniera del tutto trasversale tra le forze politiche avevamo anche impegnato il governo con un atto parlamentare approvato a larghissima maggioranza e senza colori di partito, un impegno che si procedesse a un aggiustamento di questo criterio. Il criterio della vulnerabilità non è un criterio nuovo, è un criterio che già si era utilizzato in passato in molti bandi, però è evidente che oggi quel criterio, insieme alle quote riservate al sud e alla conformazione di questi bandi, finisca per penalizzare quei comuni e quei territori nei quali i bilanci vanno bene, fortunatamente, diciamo, da un punto di vista sociale c'è una situazione migliore, che non vuol dire che è tutto a posto, però insomma è migliore. Questo penalizza degli interi territori, quindi da questo punto di vista, al di là delle forze politiche, io concordo con la richiesta di rivedere questi criteri. L'ho fatto col mio voto in aula nella scorsa legislatura e lo rifarei oggi, perché credo che il Veneto non possa essere penalizzato proprio perché in qualche modo si sta meglio rispetto ad altri territori, quindi su questo sono completamente d'accordo. Ci dicono che grazie onorevole, ci dicono che intanto che si è collegato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Lucas, buongiorno, eccoci, grazie. Buongiorno a voi e scusate per il ritardo. È scusato, però adesso lei deve recuperare. I temi sono l'autonomia da un lato, con la promessa anche di Salvini di fare presto, e questo dato che stiamo discutendo in questo momento, l'intervento con i fondi che non sono arrivati ai comuni del Veneto, che hanno speso dei soldi per presentare dei progetti che non saranno finanziati con i fondi del PNRR, perché questi fondi andranno al sud, cioè tutti i comuni del sud sostanzialmente hanno vinto. Non so se ha seguito il dibattito che stiamo facendo. Sì, ho seguito brevemente. Devo dire allora, per quanto riguarda l'autonomia, penso che insomma la posizione di Fratelli d'Italia sia stata chiara fin dall'inizio, fin dal referendum del 2017, che ha visto la posizione nostra insomma in maniera chiara su un sì all'autonomia. Ricordo sommessamente che dal 2017 a qualche giorno fa Fratelli d'Italia non è stata al governo e quindi non ha, diciamo, responsabilità, anzi nell'attuazione dell'autonomia. Dobbiamo dire che nel programma di coalizione del centrodestra questa cosa qui è stata messa naturalmente. È chiaro che il governo attuale ha sicuramente delle priorità importantissime in questo momento, che sono quelli del caro bollette, naturalmente dell'energia elettrica e del gas, andare incontro alle famiglie e sicuramente la questione del mondo del lavoro. Queste sono le priorità del governo, a mio avviso. Per quanto riguarda i fondi del PNRR, lo vivo da amministratore, sono qui all'interno del mio ufficio nel comune di Jesolo come presidente del consiglio comunale del comune di Jesolo, poi come consigliere regionale da qualche settimana, però posso dire che è chiaro, spero e mi auguro che si possa recuperare quello che comuni virtuosi, insomma, in qualche modo penso abbiano diritto maggiormente di portare a casa. Insomma, il nuovo ministero, diciamo, delle politiche economiche ha cambiato nome, si chiama Ministero delle Imprese e del Made in Italy, una scelta che sostanzialmente è una scelta di Fratelli d'Italia. Che cosa cambia? Cambia l'atteggiamento, naturalmente oltre al nome, e non ci fermiamo certamente a quello, cambia l'atteggiamento di valutare quelle che sono le priorità per il Paese. Perché Made in Italy? Perché noi abbiamo delle eccellenze che negli anni non sono state preservate. Noi, parlo da buon veneziano o comunque abitante della provincia di Venezia, penso al vetro di Murano come penso ad altre eccellenze. Adesso ho preso uno dei tanti passaggi importanti della nostra attività produttiva. Il Made in Italy significa avere un'attenzione su quei prodotti che non si possono fare nel resto del mondo e possiamo solo esportare e però produrre qui sul territorio nostro, che ci fanno la differenza rispetto agli altri. E quindi penso che sia questo, cioè l'atteggiamento e l'attenzione nei confronti di un prodotto
che deve essere garantito e naturalmente deve avere anche una tradizione che possa essere portata avanti ed incentivata. Moretto, secondo lei questo governo, che insomma da Italia Viva è stato altamente supportato, tra l'altro voi avreste voluto un Mario Draghi bis, il Made in Italy, la sovranità alimentare sono passate in secondo piano? C'era bisogno di questo cambiamento? Cioè, ci dia una sua lettura. Ma guardi, come le dicevo prima, io ho visto tanti titoli in questi anni che corrispondevano a delle promesse elettorali e quindi che però poi rischiano di rimanere, come dicevo prima, delle etichette senza contenuto. È ovvio ed evidente che siamo tutti concordi nel voler tutelare le nostre imprese, le nostre produzioni, soprattutto le nostre eccellenze e anche per esempio le nostre produzioni agroalimentari. Sugli obiettivi credo, questi almeno così generici, siamo tutti d'accordo. La differenza la fa le scelte e le politiche che si intendono attuare. Per esempio, se facciamo riferimento alle nostre produzioni agricole e agroalimentari, che sono oggettivamente una delle eccellenze più conosciute nel mondo, bisogna capire se noi intendiamo tutelarle, per esempio, e queste sono due cose alternative, imponendo dei dazi che finiscono per penalizzare le nostre imprese, o se attraverso degli accordi commerciali, ai quali mi ricordo che oggi è in maggioranza sia Fratelli d'Italia che la Lega si opposero quando ci fu il momento di sottoscriverli. Io per esempio penso che la miglior tutela per le nostre imprese, per i nostri produttori, sia quella di mettere nero su bianco quali sono le regole di scambio commerciale e di tutela con altri paesi che ci fanno concorrenza o nei quali per esempio si fanno diciamo dei prodotti che sono delle truffe perché vengono venduti come prodotti italiani e così non sono mi riferisco ovviamente ai prodotti dell'Italian Sounding. Per esempio, rispetto ad un obiettivo che credo tutti e tre qui oggi condividiamo, è la linea e le modalità con le quali vogliamo perseguirlo che ci distingue. Io auspico davvero che questo governo, oltre alle etichette sulle quali siamo d'accordo, metta in campo anche delle azioni che siano effettivamente efficaci e, come le dicevo prima, staremo a guardare senza pregiudizi. Villanova, oggi tutti i giornali escono con un titolo che ha una parola chiave, che è la parola continuità. Avete visto che Cingolani non è più ministro ma continuerà a fare l'advisor per aiutare insomma, questo passaggio molto delicato e seguire il progetto del rigassificatore di Piombino, e poi c'è Meloni che ha già avuto colloqui con Macron, insomma, per assicurare una sorta di continuità rispetto all'operato di Mario Draghi. Le piace questa Giorgia Meloni? Ma guardi, essenzialmente questo è un governo, è il nostro governo, quindi io sinceramente ho sempre supportato quella che è stata l'esperienza della Lega nel governo Draghi, anche nei momenti in cui magari non era così ben visto, e sinceramente a me personalmente fa piacere che ci sia questa continuità. Lo trovo un po' strana, perché mi sarei aspettato più una discontinuità dal punto di vista anche di come è stato questo passaggio di consegne, anche vedendo insomma quella che era stata la campagna elettorale e anche l'opposizione che è stata fatta in questi 20 mesi di governo da parte di Fratelli d'Italia. Però personalmente ritengo sia giusto, perché il periodo è molto delicato e sappiamo che comunque Draghi ha dovuto navigare attraverso un periodo molto difficile tra fine pandemia e l'inizio della guerra in Ucraina, e quindi immagino che quelli che sono stati i consigli e soprattutto delle figure cardine del governo Draghi, che comunque sono sia nei ministeri, con ad esempio Giorgetti al Ministero dell'Economia e con Cingolani che comunque rimane all'interno della compagine governativa come consigliere, sinceramente questo mi fa capire che tutto sommato il governo Draghi dove c'eravamo dentro anche noi, qualcosina di buono deve averlo fatto. Quindi rivendicate un po' il vostro appoggio, perché inizialmente Salvini così in qualche modo aveva parlato di debacle elettorale anche perché pagavate l'appoggio a Draghi. Oggi quello che vediamo è una Meloni che invece sta predicando continuità. Sì, penso sia abbastanza evidente, ma era evidente anche durante la campagna elettorale, che comunque alcuni temi dell'agenda Draghi erano stati presi pari pari dalla Meloni. E questo penso
fosse dovuto anche al fatto che fossero dei temi giusti e portati avanti in maniera corretta. Adesso mi sembra ancora più evidente, perché se ad esempio dal punto di vista economico ci si aggancia ancora a quella che è l'attività del ministro Giorgetti, che insomma mi sembra sia sempre stato il più draghiano dei leghisti all'interno del nostro partito, immagino che ci sia da rivendicare anche qualcosa di positivo in questo anno e mezzo di Draghi. E qui volevo arrivare. Pavanetto, ecco, un Giorgetti che è sempre stato l'asse con Draghi, un Cingolani confermato in qualche modo, che anzi a grande richiesta insomma torna Cingolani, e poi anche la posizione di Meloni che in Europa cerca l'asse con gli altri paesi. Sarà una mediazione difficile? Qual è, che tipo di Meloni è questa rispetto a quella che siamo abituati a vedere, un po' più aggressiva in campagna elettorale? È semplicemente la nostra Meloni, nel senso, e questo lo dico con un po' di affetto che penso mi sarà concesso da parte vostra. Certo. Perché dico questo? Perché la Presidente Meloni ha sempre dimostrato il massimo rispetto delle istituzioni, e quindi in questo passaggio penso si sia comportata davvero premier, cioè colei che entra in punta di piedi in una situazione difficile per rispetto dei cittadini che oggi hanno e vivono nelle difficoltà, e cercando anche di portare avanti quello che di buono è stato fatto dai governi precedenti, perché ricordo ai colleghi che sono collegati insieme a me in trasmissione che Fratelli d'Italia non ha votato no a priori su tutto. Su molte cose ha anche votato a favore, soprattutto anche nel periodo di pandemia, e non solo con il governo Draghi, anche con i governi precedenti, proprio perché gli alleati che erano all'interno hanno portato magari quelle iniziative che potevano essere sposate anche da parte nostra o che comunque condividevamo. Quindi non è che sia un cambio di atteggiamento. Oggi la campagna elettorale è terminata, abbiamo da governare un paese, e penso che un buon amministratore, come magari lo siamo stati tutti e tre nel nostro piccolo, nei nostri comuni, piuttosto che in Consiglio regionale, oggi chi in Parlamento, su forse posizioni diverse, siamo coscienti che quando entri all'interno di una macchina amministrativa, che sia quella nazionale, che sia quella regionale, che sia quella locale, alcune cose buone devono essere portate avanti e alcune cose invece andranno cambiate. Su alcuni protagonisti del nuovo governo posso dire semplicemente che sicuramente c'è una fiducia sulla loro serietà. Ricordo che l'indirizzo lo dà in questo caso il Premier, l'indirizzo, non sto dicendo il comando, ma l'indirizzo lo dà il Premier insieme a un Consiglio dei Ministri, insieme a una maggioranza. Quindi non c'è una continuità, una discontinuità totale, una continuità rispetto a quello che c'è stato prima. Semplicemente si continua a governare, però facendo delle scelte diverse, e quindi con le prime scelte vedremo se effettivamente c'è continuità con quello che c'è stato fino ad oggi, ma credo assolutissimamente di no, e dall'altra parte invece ci sarà discontinuità sulle scelte che verranno fatte. Lei ci parla dal mare, so che c'è stato un breve momento di dispiacere all'interno della compagine di Fratelli d'Italia, perché ad esempio a De Carlo, che invece ci parla diciamo dalla montagna, se possiamo essere così un po' prosaici, non ci sia stata una rappresentanza, no? Luca De Carlo era uno dei nomi in lizza per uno dei dicasteri del governo Meloni. Dispiace che non sia dentro? Dispiace, noi oggi abbiamo comunque dei ministri veneti, adesso penso uno su tutti, visto anche che interessa il nostro collegio, penso a Carlo Nordio, certo. Insomma anche con un ministero molto importante ed un profilo diverso rispetto magari agli altri, perché insomma non è un uomo di partito, è un uomo delle istituzioni che si è prestato oggi alla parte politica nel suo dopo carriera, e quindi penso che sia molto autorevole. Perché secondo lei, approfitto visto che lei ha nominato Nordio, perché secondo lei Meloni ha tenuto la barra dritta sul nome di Nordio alla giustizia? Sappiamo che Berlusconi ha fatto di tutto per mettere Casellati alla giustizia, poi ha dovuto cedere Casellati alle riforme, ma insomma Meloni da sempre ha detto di volere Nordio alla giustizia, perché Nordio rappresenta il cambiamento nei confronti del sistema della giustizia che ha in mente Fratelli d'Italia? Allora, la Presidente Casellati è comunque figura autorevole e sicuramente preparata.
forse il problema sarebbe stata l'imposizione del nome da parte del leader di partito, e questo per una parte della magistratura sarebbe stata una dichiarazione di guerra. E penso che in questo momento storico tutti e tre i leader alla fine abbiano deciso che Nordio fosse la figura giusta, perché è una figura sicuramente tecnica, una figura che comunque ha dimostrato anche il suo acume politico, delle idee molto molto particolari anche su quello che era la gestione, diciamo, della magistratura da parte dello Stato. Sicuramente non avrà le barricate perché conosce bene il sistema, quindi da parte di magistratura democratica, da parte di molti altri enti, quindi di associazioni, perdono. Sì. Quindi penso che sia stata una scelta giusta di avere un buon ministro della giustizia. Ecco. Tornando a sì. Prego. Tornando appunto a quello che mi diceva prima, vorrei concludere, giusto per non lasciare in sospeso, il riferimento al nostro coordinatore regionale, il senatore Luca De Carlo, oggi seduto in Senato insieme a un altro senatore, Raffaele Speranzon, che io ho sostituito. Che lei sostituisce, esatto. Il Consiglio regionale, devo dire che la rappresentanza c'è, penso che in entrambi i casi adesso ci sarà la nomina di sottosegretari piuttosto che altri ruoli nelle commissioni parlamentari. Penso che se la scelta è stata fatta su altre figure, per queste che sono di alto profilo e che si sono spese, ci sarà adeguata rappresentanza in futuro, insomma, quindi credo che il disegno da parte del partito o da parte comunque del Presidente Meloni sia chiaro e valga anche per queste figure. Voi auspicate magari la presidenza di una commissione? Certo, comprendiamo anche che avendo il ministro dell'agricoltura piuttosto che altri sarà difficile magari avere anche le presidenze delle commissioni per giustamente un'equità e un equilibrio all'interno della maggioranza. Io non entro nel merito delle scelte che verranno fatte dai gruppi parlamentari. Quello che posso dire è che insomma ci auguriamo che quelle più rappresentative per il nord, in questo caso per la regione del Veneto, visto che i senatori sono eletti su base regionale, a maggior ragione possono essere quelle delle attività produttive piuttosto che appunto quella dell'agricoltura, piuttosto che quella del turismo, cioè tutte quelle materie che in Veneto sono molto care, anche la stessa agricoltura, se possiamo dirlo, perché noi non viviamo solo di mare e sole o di mari e monti, ma viviamo anche di città d'arte molto importanti. Certo. E a proposito di cariche e ruoli, l'ultima domanda onestamente la faccio a Moretto. Moretto, abbiamo 24 ministri e le donne sono solo 6. C'era chi pensava che avere una donna a capo dello Stato avrebbe portato un po' più di quote rosa all'interno della formazione di governo, ma questo non è avvenuto. Lo vuole commentare? Sicuramente la foto del giuramento di questo governo credo che parli da sola e che questa assoluta minoranza di donne presenti sia un po' un passo indietro rispetto a quella che è l'attuale società italiana. Ormai tutti gli studi e tutte le ricerche dimostrano che solo dove c'è la piena partecipazione delle donne anche ai luoghi di comando e di decisione, il Paese riesce a fare quello scatto, quel salto di progresso che gli consente di essere pienamente un Paese moderno e civile. Questo non è stato e non credo sia un discorso di quote o non quote, ma di volontà. Come si sono trovati tutti quegli uomini bravi da mettere a capo dei ministeri, credo si potessero trovare dentro e fuori il Parlamento altrettante donne con competenze e profili in grado di assumere quel ruolo. Non si è voluto fare, non credo che il fatto che si abbia una Presidente del Consiglio donna per la prima volta possa essere una cosa che compensa la presenza femminile negli altri ministeri, quindi questo per me davvero è un aspetto davvero negativo di questo governo. Ci sono stati presidenti del Consiglio in passato che invece sono stati in grado di fare un governo 50% donne e 50% uomini, come è stato quello di Renzi per esempio. Vuole rispondere Pavanetto al volo? La ritengo sempre questa una molto sminuente come questione, perché posso semplicemente dire che a differenza di tanto parlare di quote rosa e di una politica della sinistra che doveva mettere le donne al centro, alla fine l'unica donna premier e la prima donna premier in Italia è donna ed è di Fratelli d'Italia.
quindi di centrodestra. Ci fermiamo qui, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, Alberto Villanova, Lucas Pavanetto, l'onorevole Sara Moretto, grazie per essere stati con noi e per averci dedicato un po' del vostro tempo. Intanto siamo in attesa di capire che cosa succederà, anche noi siamo tutti con le orecchie tese a vedere i primi interventi, le prime decisioni che saranno prese e anche la nomina appunto dei presidenti di commissione. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Vi facciamo vedere il sondaggio di Ring, ovviamente si parla di governo perché il governo c'è, è formato, come vi dicevo 24 ministri, 6 sono le donne, è nato il governo Meloni, vi piace? Diteci la vostra, come sempre, utilizzando i numeri che vedete in questo momento in sovraimpressione, lo 0422 16 26 691 per il sì, 0422 16 26 690 per il no, la chiamata, ve lo ricordo, è gratuita. Ancora un po' di cronaca per poi avere con noi il professor Vincenzo Baldo dell'Università di Padova, presidente per il Triveneto della Società Italiana di Igiene. Parliamo di vaccino, oggi parte la campagna vaccinale contro l'influenza in tutto il Veneto. Ma intanto andiamo a Padova perché il mondo dell'imprenditoria padovana è in lutto per la scomparsa a soli 58 anni di Mauro Mantovan. Si è spento improvvisamente nella sua abitazione di Padova all'età di 58 anni Mauro Mantovan, ingegnere, membro dell'associazione Alumni UniPD. Mantovan era presidente e socio fondatore di AIREF, società con sede a Tribano specializzata nel distretto del Freddo. Innovatore e grande visionario, l'ingegnere era alla guida di un gruppo con 300 collaboratori e un fatturato di oltre 78 milioni di euro. Lascia la moglie e 4 figli. Allora, sempre nel Padovano, ma siamo a Cittadella, sono giorni di Fiera Franca e come tutti i lunedì è la giornata dedicata al mercato del bestiame. A Cittadella per noi ci sono Francesco Rattai e Christian Roch Allende. Francesco. Sì, grazie per la linea. Siamo a Cittadella dove è in corso la Fiera Franca, una fiera tipica. Siamo nel punto in cui c'è il mercato delle bestie. Con me c'è il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon. Siamo tornati alla normalità? Finalmente, 428esima edizione, quindi si parla di una delle fiere più antiche del Veneto e d'Italia. Siamo dopo il 2019, quindi dopo il Covid, siamo finalmente ritornati alla normalità, quindi una fiera come i cittadellesi e la gente che abita nell'Alta Padovana è abituata a vedere. Oggi mercato del bestiame, tantissimi allevatori, anche da lontano, e questo è il nostro punto di partenza. La fiera nasce nel Medioevo come fiera appunto agricola, la fiera riparte dall'agricoltura per continuare con l'agricoltura. Dietro di noi ci sono degli asinelli che ci diceva vengono addirittura dalla Lombardia. Sì, vengono da Cremona, sono degli affezionati, ogni anno vengono al nostro mercato del bestiame, a noi fa molto piacere. Questo fa capire però la difficoltà che hanno questi allevatori, questi agricoltori che fanno tanta strada per guadagnare, per far sì che per mantenere la propria famiglia. Quindi bisogna stare vicini all'agricoltura, bisogna stare vicini a tutto il mondo agricolo e dell'allevamento, comprando italiano, comprando veneto, comprando padovano, comprando cittadellese. Quando si va al supermercato, quando si va a comprare qualcosa da mangiare, bisogna leggere bene le etichette, perché i nostri agricoltori hanno bisogno di noi. Noi possiamo fare tanto per loro, comprando i loro prodotti, che sono certificati, di qualità e non hanno nulla a che vedere con altri prodotti magari di origine sintetica o quant'altro. Ecco, il tema della tracciabilità, il tema del chilometro zero, sono tutte tematiche che attraverso una fiera, un momento di aggregazione, vengono sviluppate e vengono condivise con la cittadinanza. Sì, è un modo per far conoscere quella che è la filiera corta. Poi durante tutto l'anno non è che terminata la fiera poi il prodotto non si trova. Ci sono agricoltori, allevatori che vendono il proprio prodotto nei vari mercati settimanali in giro per la provincia, i classici mercati a chilometro zero, agricoltori e allevatori che vendono il proprio prodotto in azienda.
compriamo da loro è sicuramente un prodotto di qualità, sicuramente un prodotto tracciato, sicuramente un prodotto che non ha nulla a che vedere con altri prodotti che magari troviamo nei banconi dei supermercati, magari di origine un po' particolare. I nostri agricoltori, soprattutto in questo momento dove la crisi economica si fa sentire in maniera pesante anche per loro, hanno bisogno di noi e noi veramente possiamo fare tanto. Tornando alla fiera, nella fattualità, come è andata? Dicevamo un ritorno alla normalità, non ci sono stati grossi problemi, anche arrivando qua il traffico è gestito, mi sembra, in maniera egregia. Sì, una fiera collaudata naturalmente, quindi a parte la questione parcheggi che sono molti e gestiti dalle varie associazioni del territorio e quindi permettono a chiunque di parcheggiare vicini, ma poi una fiera all'ordine della sicurezza, tante forze dell'ordine, quindi carabinieri, guardia di finanza, polizia locale che girano per il territorio con gli steward, quindi una fiera che è stata controllata, è stata gestita affinché possa essere vissuta nella maniera più tranquilla possibile. Quindi niente di particolare, qualche sanzione sicuramente a chi ha sporcato in giro magari facendo i propri bisogni in centro storico, però ci stanno perché è il compito della polizia locale, noi siamo stati da subito chiari, la fiera è un momento di divertimento ma ci si deve comportare in maniera corretta. Stasera si termina alle 21:30 con lo spettacolo pirotecnico che sarà in musica, che sarà la conclusione della nostra fiera. Uno spettacolo pirotecnico che sancisce oltre 100.000 presenze, possiamo tranquillamente dirlo. Siamo ritornati prima del 2020. Sicuramente, pensate che solo lo spettacolo pirotecnico del lunedì sera vede 8-9.000 persone, quindi abbiamo superato abbondantemente le 100.000 presenze, ma tutte in maniera molto ordinata e controllata, quindi insomma una fiera che è ritornata a prima del Covid e concludiamo dicendo che ci voleva. Una domanda: cosa le lascia quest'anno la Fiera Franca? Una particolarità, un prodotto che l'ha colpita? Ma la fiera lascia sempre tanto, nel senso che la fiera, chi l'ha vissuta, chi è cittadellese da sempre, parte e rinnova i ricordi e poi i prodotti, insomma, basta girare per le bancarelle, ma girare anche nel mercato agricolo per poter mangiare magari una buona soppressa, un buon bicchiere di vino, insomma penso che questo appaghi tutta la giornata. Bene, noi ringraziamo il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, che ci ha raccontato la Fiera Franca 2022 che, lo ripetiamo, è tornata all'epoca pre-Covid. Un bel segnale, un segnale di ripartenza e speriamo di poter andare avanti così. Grazie sindaco, se non ci sono altre domande io vi restituirei la linea. Grazie al nostro Francesco Ratai a Cittadella con Cristian Rocca Allende. Noi restiamo ancora nel Padovano, c'è ancora cronaca perché è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Padova una ragazzina di 11 anni investita ad Agna mentre era in sella alla sua bicicletta. È stata trasportata in elicottero all'ospedale di Padova la ragazza di appena 11 anni investita intorno alle 17 del pomeriggio di domenica ad Agna, all'incrocio tra via Reniere e via Carrare. La ragazza stava facendo un giro in bici poco lontano da casa quando, per cause da accertare da parte della Polizia Stradale di Padova, è stata investita da un'auto, una Seat Altea condotta da un uomo di 42 anni. È stato il conducente a prestare i primi soccorsi all'undicenne sbalzata sull'asfalto. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM 118 che hanno chiesto l'intervento dell'elicottero. La ragazza adesso è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Padova. Disavventura a lieto fine per un escursionista di Cittadella che aveva smarrito il sentiero nell'anello del Pizzocco, nel Bellunese. L'allarme è scattato nel pomeriggio di domenica quando alla centrale del SUEM si sono rivolti i parenti di un escursionista di 33 anni di Cittadella che non aveva fatto ritorno dopo essere partito per completare l'anello del Pizzocco, un cammino di 7 ore piuttosto impegnativo. Proprio l'escursionista poco dopo riusciva, con la poca batteria del cellulare rimastagli, a comporre il 118. Una volta localizzato, una squadra veloce è partita subito con una previsione di 3 ore di cammino, seguita da presso da un secondo gruppo. Il 33enne è stato rintracciato verso le 22 in buone condizioni e riportato verso l'abitato di San Gregorio, dove il gruppo è giunto poco dopo la mezzanotte. Allora eccoci, siamo in grado di collegarci con il professor Vincenzo Baldo, presidente per il Triveneto della Società Italiana di Igiene. Professore, buongiorno, grazie
Grazie per averci raggiunto. Grazie a voi di avermi invitato. Allora, senta professore, oggi parte la campagna vaccinale contro l'influenza, quindi non parliamo di Covid in questo momento, ma ci ritroveremo a parlarne tra pochi minuti proprio per una questione insomma di sistema immunitario. Parte la campagna vaccinale, si dice, voci di corridoio dicono che quest'anno l'influenza sarà più aggressiva, se sì perché? Allora, il problema nasce dal fatto di quello che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni. Da un lato le restrizioni, misure preventive che noi abbiamo adottato ci hanno consentito di evitare tutte le malattie di tipo respiratorio, quindi tra cui anche l'influenza. Quindi questa mancanza di circolazione induce un aumento della sacca di quelli che sono i suscettibili e questo comporta quindi, nel caso in cui circolasse maggiormente il virus, comporta sicuramente un impegno maggiore per quanto riguarda il numero dei casi che dovremmo affrontare quest'anno. Dall'altra parte invece abbiamo anche, quindi suscettibili, 2, perdita delle misure preventive. Non stiamo più usando la mascherina, non abbiamo più i distanziamenti e tutto questo faciliterà la circolazione di questi virus. Ulteriore aspetto che dobbiamo tenere in considerazione è ciò che accade dall'altra parte del mondo, tra virgolette, perché il virus influenzale è un virus che è circolare, cioè nel senso ciò che accade nell'emisfero sud accadrà nell'emisfero nord, quindi da noi, perché ovviamente ci sono le varie stagioni che sono invertite. Quello che è successo per esempio in Australia e in altre regioni di quest'area è stata una circolazione molto anticipata del virus che ha raggiunto anche livelli molto elevati rispetto alla pre-pandemia, quindi di conseguenza ciò che è accaduto dall'altra parte del globo ci fa in qualche modo pensare che anche da noi ci potrebbe essere una circolazione anticipata e molto più alta, sempre clima permettendo. Com'è lo stato di salute delle nostre difese immunitarie in questi 2 anni in cui la maggior parte della popolazione ha fatto anche le 3 dosi, ora c'è la 4ª del vaccino anti-Covid? Le difese immunitarie sicuramente non sono state stimolate, ma ricordiamo che noi abbiamo anche la memoria immunitaria, quindi di conseguenza nel momento stesso che venissimo in contatto con un nuovo antigeno, con un antigene già conosciuto, abbiamo la possibilità di risposta. Forse non abbiamo questo training, questo allenamento che abbiamo avuto negli altri anni, però in ogni caso la stessa immunizzazione data dalla vaccinazione è un allenamento per il nostro sistema immunitario, quindi di conseguenza potrebbe rispondere in maniera ovviamente adeguata. Ovviamente bisogna stare attenti a quelli che sono i soggetti che sono maggiormente a rischio. Allora iniziamo con il dire a chi è consigliato questo vaccino, quindi quello contro l'influenza, in modo anche da sfatare qualche mito, no? Perché se si chiede, non so, lei si vaccina o non si vaccina, ci sono molte persone che sono convinte che il vaccino antinfluenzale sia destinato solo ai fragili o ai più piccoli. È un mito da sfatare? È corretta come lettura? Diciamo che una cosa sono i gruppi a rischio e quindi di conseguenza quei soggetti che hanno una maggior possibilità di avere complicanze dall'influenza, però ricordiamoci che l'influenza è una delle patologie infettive, mettendo da parte quello che è il Covid, che annualmente comporta il maggior numero di soggetti che hanno in qualche modo la patologia e abbiamo a livello globale, si stimano circa 500.000 morti, quindi corrispondono a circa 9 aerei che cadono ogni giorno, quindi non stiamo parlando di una patologia poco diffusa, è una patologia molto diffusa. Ovviamente uno dice alla fine io mi sento sano, non necessito la vaccinazione, però stiamo attenti perché anche qui i dati di letteratura indicano che molto spesso il virus influenzale potrebbe essere quello che mi scatena un qualcosa che normalmente io non conosco, per esempio anche per quanto riguarda un infarto, una polmonite o un qualsiasi altra infezione che normalmente non ho. Quindi è un virus che è un facilitatore, diciamo così. Ovviamente le categorie a rischio sono quelle che hanno patologie concomitanti, quelle patologie che quindi possono aumentare quello che è il rischio di complicanze durante l'influenza. E questo è un effetto domino che va in qualche modo a coinvolgere quasi tutti i nostri organi. L'altro aspetto, quindi soggetti con età superiore, quest'anno oltre 60 anni, quindi viene offerta gratuitamente, quindi da quando abbiamo il Covid questa vaccinazione può essere quindi richiesta già a partire da 60 anni. L'altra fascia che è importante, come ha detto lei, è la fascia dei bambini, quindi dai 6 mesi ai 6 anni, dove appunto si sta cercando di aumentare la copertura vaccinale, che è il nostro target primario, cioè aumentare il numero di vaccinati in tutte le classi
della serietà, soprattutto nei bambini, perché i bambini molte volte rappresentano quelli che sono i vettori, i veicoli che trasmettono ai soggetti che sono a rischio, perché alla fine, se noi consideriamo la nostra socialità, la nostra socializzazione, siamo pochi, di noi non hanno contatti con gruppi a rischio, quindi anche noi stessi primis, quindi difendere noi, ma difendere anche chi ci sta accanto, e tra questi sicuramente c'è un soggetto a rischio. Senta, per i bambini quest'anno hanno parlato anche del vaccino spray, ma che differenza c'è allora anche proprio come capacità di azione? Allora, diciamo che il virus è di tipo attenuato, quindi alla fine abbiamo una formulazione che è diversa. Nel vaccino tradizionale, quello per via iniettiva, noi usiamo delle proteine che originano dal virus, mentre per quanto riguarda il virus prenasale è un virus vivo attenuato, quindi viene fatto per via nasale e va a stimolare quella che è la produzione di immunoglobuline specifiche che vengono prodotte a livello della mucosa. Quindi questo viene in qualche modo consigliato maggiormente ai bambini perché c'è una maggior facilità di somministrazione e di conseguenza anche una maggior accettazione da parte del bambino che molto spesso ha paura dell'iniezione, quindi di conseguenza questo potrebbe aiutarci alla somministrazione. Le chiedo un'altra cosa, solitamente un altro dei miti da sfatare è quello ma questo sono diversi ceppi di influenza e il vaccino non li copre tutti, ne copre solo alcuni. È corretta questa visione? Quanto grande è alta la qualità di questo vaccino? Allora, il vaccino che viene prodotto su quelle che sono le indicazioni che dà l'OMS specifiche per l'area geografica. Se noi, tornando a quanto dicevo prima, per quello che è successo nell'area australe, quest'anno c'è stato un match, si chiama così in questo matching, cioè quanto quello che c'è all'interno del vaccino è corrispondente a quello che circola. C'è stato un matching molto molto elevato, molto buono, quindi parliamo nell'ordine del 93-94%, quindi questo presuppone una maggior, possibilità di efficacia vaccinale. Ovviamente se cambia totalmente il virus, a quel punto stiamo parlando di un virus nuovo e quindi, come è successo nel 2009, saremmo costretti a creare un nuovo vaccino. Quindi di conseguenza quello che noi andremo in qualche modo a ricevere nell'ambito di questa campagna è quello che contiene i 4 ceppi, perché sono 4 quelli che sono contenuti all'interno del vaccino, è definito appunto quadrivalente, e questi che sono quelli che più probabilmente circoleranno. Però bisogna dire che comunque c'è una ampiezza di quelli che sono i miei anticorpi, quindi anche se cambia di poco comunque siamo protetti. Ultimissima domanda che le faccio, inizia oggi la campagna vaccinale, ma c'è un momento più buono e uno meno buono per fare il vaccino? Insomma, è sconsigliato farlo a febbraio, per capirci. A febbraio siamo troppo vicini a quello che potrebbe essere il picco, quindi farlo più precocemente possibile e magari insieme a quello del Covid, quando necessario, potrebbe essere una delle indicazioni. Quindi la campagna vaccinale ufficialmente è iniziata il 17 e oggi comunque stiamo cercando di implementare quelli che sono i numero dei vaccinati, però prima lo facciamo meglio è. Grazie professore Vincenzo Baldo, grazie per essere stato in nostra compagnia, per il tempo che ci ha dedicato in questa giornata che comunque è importante perché parte la campagna vaccinale. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci. Allora io vedo già collegata Federica Mattarello, presidente di IRECOP Veneto. Buongiorno Federica. Buongiorno. Eccoci, allora Federica, dunque ci siamo sentite perché attraverso la sua presenza, adesso lei ce lo dovrà raccontare, parte un progetto molto interessante che andrà a portare l'educazione finanziaria all'interno delle scuole del Veneto. Come è nata questa esigenza? Come si traduce poi questo progetto in pratica nelle scuole? Preciso che sono la responsabile area scuole per IRECOP Veneto, non la presidente. Mi perdoni? Sartori Giovanni invece e la mia direttrice Daniela Galante. Allora, su mandato di Federazione del Nord-Est, che raccorda 5 BCC, 5 banche di credito cooperativo del territorio del Nord-Est della nostra regione, abbiamo colto lo stimolo a in qualche modo accompagnare gli studenti sui temi della cittadinanza economica. Diventa molto importante per gli studenti tradurre quanto è nella loro mente, quanto è nella loro desiderata e quanto è anche di supporto e di continuo e costante intervento da parte della vita quotidiana, tradurre quale può essere l'uso efficace del denaro nella quotidianità.
Ecco quindi che questo percorso che abbiamo intitolato Education mette insieme proprio vari aspetti, quello educativo formativo proprio dello stimolo, insomma, per cui gli studenti vengono accompagnati nei loro percorsi anche di orientamento allo sviluppo di competenze, quindi che vengono chiamati percorsi PCTO. Cash, perché appunto il denaro in qualche modo ci sollecita nella quotidianità al suo uso consapevole, a ragionare anche e a saper scegliere col portafoglio e scegliere in maniera anche etica e sostenibile. E on, proprio per l'idea di essere attivi, di essere proattivi all'interno di queste progettualità e di questi contenuti. Abbiamo strutturato quindi un percorso raccordandoci in modo cooperativo, è l'afferenza del nostro percorso, e quindi mettendo insieme proprio vari soggetti e identificando alcuni consulenti che arrivano dall'esperienza del mondo del lavoro all'interno degli istituti di credito per accompagnare i ragazzi e tradurre concetti che a volte possono rimanere teorici, come quelli che magari studiano a scuola, in una esperienza concreta vissuta proprio da di dentro, in qualche modo alfabetizzare quindi finanziariamente per orientarsi al meglio nelle scelte di vita. Ecco, quali sono secondo lei i gap, no, che possono avere questi ragazzi oggi? Quali sono un po' le parole chiave che verranno fatte veicolare attraverso queste lezioni di educazione finanziaria? Allora, inevitabilmente dovremmo capire che cos'è una banca, qual è la sua funzione e qual è diciamo, il motivo per cui sono nati questo tipo di istituti, e oggi come sono mutati nel tempo e come si sono aggiornati in un'evoluzione che in qualche modo ci chiama al digitale e che probabilmente è un mondo che è più vicino ai ragazzi, quindi per esempio sapere che quali sono anche i processi di dematerializzazione della moneta. I ragazzi vedono le criptovalute come qualcosa invece di un modo semplice, no? Anche per fare soldi, per guadagnare, mentre invece dobbiamo spiegare quali sono i meccanismi dietro e che cosa c'è di collegato al denaro. C'è sicuramente il lavoro e c'è un agire che porta poi anche a un guadagno, e quando c'è un guadagno come posso essere previdente per il mio futuro, come posso pianificare in qualche modo anche un risparmio e un utilizzo consapevole del denaro. Li abbiamo interrogati nell'evento di lancio che abbiamo tenuto la settimana scorsa proprio su che cosa farebbero se avessero a disposizione una grande quantità di denaro, e hanno pensato proprio all'idea che potrebbero metterli da parte per viaggiare, per crescere i loro desideri, ma in qualche modo hanno anche bisogno di capire come arrivare a quella tappa. Per cui all'interno del nostro percorso ragioneremo anche sulla finanza etica e sostenibile, su quelli che sono anche delle scelte che ci devono guidare per essere poi consapevoli e responsabili. Certo. Quindi ci piace accompagnare gli studenti a pensare di avere delle risposte che li rendano abili di fronte alle sfide del quotidiano. Quindi insomma dare anche loro gli strumenti per poter iniziare ad avere una cultura economico-finanziaria, no? Una nuova attitudine, delle competenze. Prima lei parlava proprio di competenze. Sì, diventa importante appunto orientarsi e farle crescere e farle maturare, quindi sicuramente abbiamo voglia di calare alcuni concetti nella vita quotidiana dei ragazzi, e infatti ci daremo appuntamento anche a un evento finale a maggio in cui incontrarci tutti in presenza, ma chiedendo loro di produrre degli elaborati e quindi una digestione degli apprendimenti che faranno all'interno del percorso. Quindi in qualche modo gli chiederemo proprio di preparare semplicemente, ma anche in maniera efficace, dei reel piuttosto che dei podcast, delle presentazioni, dei concetti chiave che sono rimasti nella loro esperienza, proprio per vedere come ritraducono anche con il linguaggio loro di tutti i giorni e con uno slang insomma giovanile. Certo. Concetti che sono ovviamente molto molto importanti. Qual è secondo lei il livello di consapevolezza, quello che voi avete percepito anche parlando appunto con questi ragazzi, del concetto di risparmio che c'è oggi tra i giovani? Secondo noi i ragazzi hanno capito che è importante, ma pensano che si possa fare denaro facilmente e quindi poi anche in qualche modo accumularlo per grandi gestioni. Quindi è importante capire quando si sceglie col portafoglio che cosa c'è invece dietro di fondante nel guidare scelte consapevoli e in qualche modo tutelanti, perché il far soldi facilmente è quello che invece ci viene proposto tutti i giorni in una quotidianità che invece
invece non ci fa atterrare. E i ragazzi insomma stanno conoscendo attraverso i social network le figure degli influencer che insomma non hanno chiaramente fatto veicolare spesso, no, il messaggio che sia facile guadagnare magari con un click, quindi immagino che possano anche essere modelli con cui loro hanno a che fare tutti i giorni, e quindi sicuramente è importante per loro poter dare degli strumenti nuovi, no, di educazione finanziaria, oltre a quelli che già la scuola dà. Coinvolta nel progetto c'è anche il Dipartimento Marco Fano dell'Università di Padova, tra l'altro. Sì, a supervisione proprio della bontà e delle traiettorie che vogliamo sviluppare con gli studenti. Abbiamo proprio il professor Francesco Zen a coordinamento di uno staff di consulenti formatori, proprio per metterci in guardia da questa idea di fare soldi facili e invece di rimanere attenti proprio alla gestione del proprio denaro, perché è anche facile farsi abbindolare appunto da falsi miti o da chi fa delle proposte poi in qualche modo diciamo con degli agganci poi con secondi fini, per cui assolutamente richiamare proprio alla responsabilità di queste iniziative, di questi movimenti che fanno i ragazzi. Diamo un po' di numeri, Federica, quante sono le scuole coinvolte? Abbiamo coinvolto 12 istituti ma 14 classi, e la cosa interessante è che ci muoviamo nel territorio da nord a sud, da est a ovest, per cui siamo veramente su istituti, principalmente ci sono istituti di taglio tecnico-economico, ma abbiamo anche licei piuttosto che istituti professionali, come per esempio un agrario, per cui moduleremo il linguaggio anche a seconda del livello di conoscenza che hanno i ragazzi e delle sollecitazioni che ciascuno ci porterà, perché abbiamo studenti dalla terza alla quinta superiore e quindi anche abilità in crescita e in divenire, che in qualche modo li vede però attori e li chiamiamo sicuramente protagonisti all'interno di questa progettualità. Una mattinata per ciascuna scuola, ciascuna classe sarà anche dedicata a porte aperte proprio per visitare una banca, per conoscere gli attori e per vedere dal di dentro quali sono proprio i meccanismi di funzionamento, la suddivisione in uffici, la distinzione credito e finanza, e quindi cominciare a capire come dialogano e come il nostro denaro in qualche modo si sposta anche all'interno di queste strutture, di queste organizzazioni. Sicuramente è importante, no, per formare i cittadini di domani, quindi davvero un intervento molto importante. Federica, grazie per essere stata con noi. Il progetto dunque in itinere, responsabile dunque del settore scuole per il Recoop Veneto. Mi perdoni se inizialmente ho fatto questo errore, davvero un progetto molto interessante che speriamo si possa estendere anche a più istituti anche nel futuro, perché è davvero importante dare a questi ragazzi che si affacciano al mondo e si affacceranno al mondo del lavoro degli strumenti per poter gestire il denaro e così insomma anche le loro ambizioni attraverso il denaro. Grazie Federica per essere stata con noi. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci. Noi siamo in chiusura, c'è il tempo per far vedere il sondaggio di Ring di questa sera, se abbiamo tempo. È il sondaggio dedicato, eccolo qua, al governo, è nato il governo Meloni, vi piace? Un sì con lo 0422 16 26 691, no con lo 0422 16 26 690, chiamata ovviamente gratuita. L'esito del sondaggio questa sera a Ring si parte alle 21:15. Io vi ringrazio per essere stati con noi, siamo alle previsioni del tempo, arrivederci. 3S Serramenti. Interni ed esterni per ristrutturazioni e nuove costruzioni. Benvenuti al Meteo. L'autunno sembra proprio non voler arrivare. La settimana inizia con la presenza ancora dell'anticiclone africano e clima quasi estivo. Vediamo il dettaglio di lunedì 24 ottobre. Sul Veneto sarà soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Durante le ore più fredde qualche nebbia in pianura. Nel pomeriggio sui monti non si escludono dei rovesci in locale estensione anche alle aree limitrofe. Temperature gradevoli, minime tra 10 e 16 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 25 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Sole prevalente anche qui, cielo da variabile a nuvoloso con possibili locali deboli piogge sulla fascia prealpina e orientale della regione. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime sui 22-24 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sole e nubi qui, con al pomeriggio qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 10-13 gradi, massime infine sui 22 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. S Serramenti, interni ed esterni per ristrutturazioni e nuove costruzioni.